Continua il lieve miglioramento dei dati relativi al Covid in Sardegna, anche se resta sopra la media italiana l'occupazione dei posti letto in area medica. Il report della Fondazione Gimbe per la settimana tra l'11 e il 17 maggio registra in primis in Sardegna un miglioramento dei casi positivi per 100.000 abitanti, che passano da 1.583 a 1.513. A differenza però della settimana precedente, quando i nuovi casi erano diminuiti quasi del 30%, il dato per questa settimana in regione resta mediamente stabile, colpa del dato in controtendenza di Nuoro, che rispetto al penultimo report Gimbe vede un incremento di casi del 32,7%. In tutte le altre province i nuovi positivi calano, con percentuali tra il 2 e l'8%. Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, i posti letto occupati in area medica sono il 14,7% del totale, il 4,9% la percentuale dei posti in terapia intensiva, contro la media nazionale del 3%. Si tratta in entrambi i casi di dati che comunque stanno sotto la soglia critica. E resta sopra la media italiana la percentuale di popolazione con più di 5 anni non vaccinata, l'8,2% contro il 7% italiano. I sardi che non hanno ancora ricevuto la terza dose sono attualmente il 5,9% e una persona immunocompromessa su 4 ha già ricevuto la quarta dose. E poi c'è il dato relativo ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Quelli che hanno completato il ciclo vaccinale sono solo il 43%, una percentuale comunque più alta della media italiana del 34,5%.